Bene, siamo tornati in diretta e ricordo che stiamo parlando di sicurezza e privacy in rete. Con me Gianfranco Volpin. Ha toccato una cosa che a me piace un sacco approfondire, cioè il fatto di cercare di fare cultura in Facebook, in rete, non funziona. Se tu, come stava dicendo lei, appunto metti un piede, una stupidata qualsiasi, avrai un sacco di mi piace, si dice spolliciate, ok, in Facebook. Se invece metti, che ne so, come si diceva, un servizio, un qualcosa sulla violenza alle donne o qualsiasi cosa che sia culturale, no, guarda, nessuno. Io la vivo quotidianamente questa cosa, insomma. Io sono rimasto impressionato proprio perché mi sono soffermato su questo Sandro, su questo piede, ho detto vabbè, l'ho letto e basta. La cosa che che poi mi ha colpito è stato il giorno dopo che l'ho rivisto, ho visto la stessa persona che ha fatto, dice se questo è Facebook veramente sono amareggiata, e ha spiegato il fatto di dire ieri ho avuto questo 80 mi piace, 100 commenti, adesso non ricordo bene, ma eravamo su queste cifre, solo per il mio piede e il sandalo che io avevo. Ho letto l'articolo lì, e questa ragazza che è stata picchiata, perché l'ho letto niente, cioè nessuno dice nulla. E questa è una tendenza che bisogna per forza cambiare, ed è per questo che io dico, come diceva la Rinalda poc'anzi, bisogna partire dal basso, bisogna partire dai ragazzi, perché quando noi parliamo di educazione, poi ti dirò anche un'altra cosa. La regia mi ha comunicato che abbiamo una telefonata, sì. È proprio un papà, mi è stato detto un papà che vuole intervenire, preoccupato credo su queste tecnologie, queste cose. Noi sorridiamo, però è la quotidianità purtroppo. Sentiamo se è già al telefono. Pronto? Non la sento, non la sentiamo in diretta. Pronto? Pronto, sì, sono Angelo. Eccolo qua, in diretta. Quindi, signor Angelo, so che lei è un genitore. Io non voglio dire nomi, cognomi, la presento solo come Angelo e so che lei è un papà. Perché è preoccupato? Allora, intanto volevo salutare il suo ospite, Gianfranco Volpin, che ho visto in televisione adesso, quindi ho avuto occasione di parlare. Sono preoccupato perché mio figlio, proprio ieri sera, mi fa vedere il suo telefonino. E praticamente una ragazzina di 12 anni gli chiede delle foto, gli dice ti amo, lui ingenuamente gli ha mandato delle foto, ma questa bambina gli chiede di più. A questo punto la mia domanda è: ma siamo sicuri che è una bambina? Siamo sicuri che è solamente una domanda così ingenua fra bambini, oppure sotto c'è qualcosa? Cosa posso fare io per tutelare? Signor Angelo, e dopo faccio rispondere Volpin, senza essere morboso, le posso chiedere, per capire un po' anche di più, qualche dettaglio in più, questa ragazzina, questa sedicente, insomma, ragazzina, cosa chiede a suo figlio? Perché quindi lei si è allertato? Chiederà delle cose che, insomma, l'hanno un po' preoccupata. Beh, guarda, è vero, sì, io non so se tutti i bambini fanno così, ma questa ragazzina dice di essere indiana, dice di abitare nell'Arcella, dice di avere 12 anni, chiede a mio figlio se è capace di votare e chiede qualcosa in più, cioè praticamente anche se sa fare l'amore, se gli manda delle foto nudo. Cioè, il famoso sexting di cui stiamo parlando, appunto. Sì, io ho i messaggi sul telefono. Grazie Angelo, adesso le faccio dare la risposta proprio su come tutelarsi e cosa fare, insomma. Grazie per aver chiamato, fatelo, mi raccomando, siamo qui proprio apposta. Sì, prego. Angelo, intanto buonasera, grazie della telefonata. Sì, come stavamo dicendo con Emiliano, è un po' il nostro lavoro, chiaro che come genitori la preoccupazione è molto grande. Il problema è questo, che come dicevamo prima, il sexting oggi è una realtà che tutti i ragazzi lo vogliono fare, perché per loro non hanno quell'origine di dire aspetta che poi mi vado a rovinare o mi vado anche veramente alla mia dignità, perché non ci pensano. E allora che cosa dobbiamo fare? Lo diceva anche la Rinalda prima, dobbiamo partire noi dal basso, dobbiamo partire a cercare di far capire a questi ragazzi che il loro corpo è importante, far capire che non si deve chiedere. E poi una cosa ulteriormente ancora più importante, Angelo, cercare di creare tra i ragazzi quel filo conduttore che possano tra di loro dialogare, cioè che il figlio deve avere quella consapevolezza che il papà o la mamma sono lì ad aiutarli e che non devono avere paura di dire cosa sta succedendo, perché sono come ha fatto appunto il figlio del signor Angelo, come ha fatto il figlio del signor Angelo. E come può, perdona se interrompo, ma perché ho paura, essendo in diretta, di perdere ormai il tempo appunto per dire la cosa magari fondamentale per il signor Angelo.
Lui ha questo sospetto, ce l'ha rimarcato. Cosa può fare adesso? Va bene, lui sa che questa ragazzina sta facendo perché suo figlio gliel'ha detto, l'ha confessato. Cosa può fare? Come fa a capire se questa è una ragazzina o un uomo o una donna? Non si potrà mai capire, Angelo, Emiliano, non si potrà mai capirlo proprio perché dietro la rete può esserci chiunque. Non lo possiamo sapere. Il problema è questo il problema della rete. Io dico sempre, è una realtà molto bella, è una finestra aperta al mondo, non potremmo più farne senza, però di contro che cosa abbiamo? Abbiamo tutti questi rischi, allora ritorniamo un po' alle origini, cerchiamo di stare insieme con loro, cerchiamo di stare con i nostri figli, cerchiamo di dirgli guardate che queste sono le realtà, far capire il fatto che su WhatsApp si chieda mi lasci passare il termine anche se non è corretto, se non è giusto. Per loro è normale, Emiliano. Ma quando allora c'è il presupposto per chiamarvi, per chiedere il vostro intervento? Cioè un genitore come fa alla fine? Lascia o vieta? No, lascia o vieta? No, il problema è che intanto vietare, Emiliano, è non serve, anzi, ricordiamo il proibizionismo. Se io non c'è nulla di peggio di dire a un bambino non accendere o non entrare in quella porta, lui stai sicuro che lui entrerà, di sicuro. Allora a questo punto dobbiamo... L'ho detto la Rinaldi in maniera molto semplice, partiamo dalle basi, creiamo quello che è la cultura di poter dire guardiamo noi stessi, stiamo attenti, questa è la realtà, cioè questo è l'ABC che noi dobbiamo fare, non c'è niente altro, non ci sono porte, non ci sono ricette, non c'è nulla, c'è allora, solo la mentre attendo la telefonica con il dottor Tommaso Palumbo, attendo quindi proprio di sentire il comandante della Polizia Postale delle Comunicazioni del Veneto, che lei ben conosce, perché io vi ho invitato proprio anche per eventi particolari, logicamente non solo negativi, e anzi proprio per educare i ragazzi. Si parlava di vita da social, questo tour itinerante per l'Italia. Voglio sentire come è andato a finire, però voglio sterzare improvvisamente con una domanda provocatoria. Ma non è che siamo noi magari adulti o l'Italia, l'Italietta molto cattolica, che vede nelle nudità sempre il demonio, il diavolo? In certi casi, in certe cose magari potrebbe anche non esserlo così negativo. Sappiamo che in realtà la mia è solo una provocazione. Prego. Grazie Emiliano, sei veramente gentile. No, io penso, al di là della provocazione, io penso che non ci si debba proprio mettere il proprio corpo nudo davanti a nessuno. Cioè uno deve avere la sua intimità, uno deve avere il rispetto del proprio corpo. Non c'è nulla di più importante, il rispetto di se stessi. E questo deve essere una cosa primaria, dobbiamo far capire questo, indipendentemente che sei bello o brutto o sei bello o brutto, non importa, però il rispetto di se stessi è quello che ti porterà per tutta la vita. Anzi, poi visto che hai detto brutto, poi magari uno viene anche deriso, si concede fotograficamente, fa questo errore, lo sottolineo, e poi magari viene anche deriso perché magari dietro c'è l'escamotage dei compagni, piuttosto che... Guarda, va bene. Allora abbiamo al telefono, quindi dicevo, il comandante della Polizia Postale delle Comunicazioni del Veneto, per ricordarci un pochino com'è finito il tour importantissimo di Una vita da social, quindi il dottor Tommaso Palumbo. Buonasera. Buonasera comandante, buonasera a tutti. Grazie per aver accettato di romperle le scatole proprio anche nella sua schiera privata, perché so che dovrebbe essere a casa. No, sono in ufficio. È ancora in ufficio? Ok, mi scuso, allora la pensavo a casa. Allora, senta, com'è andata a finire? Perché noi ci siamo conosciuti proprio durante il tour di Una vita da social, voglio capire com'è finita, insomma. Beh, innanzitutto non è finita. No, è ancora attivo. Allora, perché è ancora in corso. Perfetto. E l'ultima data è a Milano e si concluderà con un evento proprio nella città di Milano il 21 di maggio, ma si è conclusa comunque tutta la parte del tour che ha riguardato la nostra regione, devo dire con un grande successo da parte dei cittadini, perché
la cosa nasceva sicuramente per una partecipazione da parte delle scuole e perciò c'era un'organizzazione diretta insieme a MIUR. Infatti hanno partecipato nell'ambito delle 3 date che hanno preso, ricordo ancora una volta, Padova, Venezia e Pederobba in provincia di Treviso, qualcosa come oltre 1500 studenti tra l'ultimo anno delle medie e il biennio delle scuole superiori, per un totale di oltre un centinaio di insegnanti nell'ambito di queste 3 province. Ma al di là di questo l'evento si è poi protratto anche nel pomeriggio e molte sono state le famiglie, i genitori che hanno visitato la nostra iniziativa e hanno ascoltato quelli che erano i nostri interventi. E i vostri soprattutto preziosi consigli. A me piace ricordare che è questo alla fin fine lo scopo di una vita da social, proprio per ricordare la sicurezza, come diciamo appunto in questa intervista, e la privacy in rete ai ragazzi. Sì, esattamente così. Questo è stato fatto cercando di utilizzare un linguaggio quanto più appropriato e attinente a quello che è il linguaggio dei social, e anche attraverso la presenza di numerosi testimonial che ci hanno assolutamente aiutato nel portare avanti questo discorso proprio di sensibilizzazione, in primo luogo dei ragazzi e poi successivamente anche da parte di quelli che sono sicuramente gli interlocutori principali che i ragazzi hanno nel cercare di crescere in sicurezza, e sono sicuramente le famiglie e la scuola. Bene, io la congedo, quindi adesso scoprendo che lei è ancora in ufficio non voglio rompere a oltranza le scatole, quindi la lascio al suo prezioso dovere. La ringraziamo, io sono un genitore, quindi proprio per ciò che fa in generale, quindi il corpo della Polizia Postale delle Comunicazioni, è sempre con le dita incrociate, perché ricordiamo anche che poco tempo fa c'è stato il grosso rischio di perdere molti uffici importantissimi nel nostro territorio, parlo sia della regione che delle altre regioni logicamente italiane. Voi fate un qualcosa di veramente importante che forse non tutti hanno ancora compreso, perché il passaggio dalla vita reale a ciò che è la rete per alcuni è un passaggio molto lungo da comprendere, ma per chi ha un po' di naso insomma dovrebbe capire che forse avete bisogno ancora di più spazio e di fondi. Un saluto dopo questa sviolinata. Di nuovo la ringrazio, di nuovo ancora. Prego, grazie comandante. Allora siamo alle battute d'arresto. Io voglio sempre, Volpin, dei consigli perché essendo un genitore, e la so genitore, non voglio violare adesso la sua privacy, dobbiamo veramente portare a casa dei consigli da utilizzare per non sbagliare, perché il compito più difficile è quello del genitore e non sappiamo mai come tutelare i nostri ragazzi, perché ne sanno una più del diavolo. È vero, non ci sono testi, non ci sono scuole che ci insegnano come fare il genitore. L'unica cosa che io posso dire, proprio anche in base alla mia esperienza, è solo quella di poter essere a fianco ai figli e di essere con loro, cercare di trasmettere quella fiducia che i ragazzi, come ha fatto quel signore Angelo che ha chiamato prima, a dire: se c'è qualche cosa dimmelo subito, che siamo qua, ne parliamo e risolviamo il problema. E poi ovviamente la scuola deve fare il loro percorso, come lo stiamo facendo. È chiaro che ci vuole un'educazione informatica, come parlava anche la dottoressa Montani. L'educazione informatica è che i ragazzi al giorno d'oggi, almeno quelli nativi digitali, ce l'hanno, la stanno apprendendo, perché stanno crescendo con questo tipo di educazione. E allora piano piano è chiaro che c'è un passaggio che dobbiamo per forza tenere in considerazione, che sarà quello di questo tipo di realtà, cioè rispettiamoci, impariamo ad amarci, impariamo a non dare nulla per scontato, e ricordiamoci un'altra cosa, lo dico sempre ai ragazzi. E poi chiudiamo? Ai ragazzi: non postate nulla, perché quello che voi postate non lo tornerà più indietro e non potrà più essere tolto. Grazie a Gianfranco Volpin, ricordo segretario regionale COIS per questa sigla sindacale per quanto riguarda appunto la polizia di Stato, ma ricordiamo anche responsabile della Polizia Postale di Padova. Certo. Noi scopriamo adesso insieme che tempo farà domani, e tengo le dita incrociate col pensiero delle famose, purtroppo spiacevoli, alluvioni in Veneto, e anche per i nostri contadini che hanno veramente avuto
seri hanno avuto danni. grossi problemi. E dopodiché andiamo a parlare di che cosa? Della sanità accreditata a rischio chiusura. A tra poco quindi. Grazie ancora. Grazie, buonasera a tutti. Eccoci qua amici del Triveneto, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe De Vittis. Prima vera ondata di caldo africano, l'anticiclone nordafricano invaderà tutta la nostra penisola da mercoledì in poi. Caldo, tanto caldo, caldo più intenso sulle regioni centrali e poi a seguire su quelle meridionali, ma il caldo si farà sentire anche sul nord Italia. Vediamo nel dettaglio intanto la giornata di martedì. Avremo un po' di nuvolosità in transito al mattino, ma comunque non mancherà il sole. Solo nelle ore centrali della giornata i consueti addensamenti nuvolosi sui rilievi sia appenninici che alpini. Basso comunque il rischio di qualche fugace acquazzone in queste zone. Altrove prevalentemente sereno o poco nuvoloso, prevalentemente sereno in serata, un po' su tutto il territorio, soprattutto su zone pianeggianti, ma comunque le nuvole tenderanno a dissolversi anche sui rilievi alpini e prealpini. Passiamo alla grafica successiva relativa alle temperature minime, perché le temperature minime non aumenteranno più di tanto, anzi vediamo gli estremi, vedete valori compresi tra gli 11 e i 13-14 gradi centigradi, temperature massime in generale rialzo, punte addirittura di 25 gradi, se non addirittura valori anche oltre in Emilia Romagna. Per ora è tutto, buon proseguimento di giornata.